fa male, la desertificazione uccide le aree centrali soprattutto, ma tutta una Saracinesca chiusa è una disperazione, fa capire che è cambiata la vita. Invece, chi chiude non ha capito e non è stato aiutato a capire come approcciare il mercato moderno. Tutto qua. Lottare contro le serrande chiuse, fare rete e farsi conoscere in un contesto meraviglioso, paradisiaco come quello del Friuli orientale. Questo è l'obiettivo del distretto che per riuscire nell'intento ha creato un fitto calendario di programmi ed eventi per il 2026, oltre che strumenti digitali volti a stringere la sinergia tra consumatori, agricoltori e commercianti. Il programma che stiamo per fare, che abbiamo varato oggi, dice proprio questo. Intanto un piano di eventi annuale. Incontriamo queste persone negli eventi, ci facciamo conoscere, installiamo una relazione, ma poi li vogliamo portare anche nel nostro punto vendita. E qui c'è il passaporto digitale, che sarà lo strumento per consentire a chi ci trova qua là in una villa o in una piazza a fare dei ragionamenti, di ritrovarci e anche di essere aggiornato sulle meraviglie che via via i nostri imprenditori sapranno inventarsi. Capofila del distretto del Friuli orientale è Pavia di Udine, rappresentata dal primo cittadino, Beppino Govetto. L'intenzione è quella di spingere in particolare sulla nostra gente, sui potenziali fruitori, no, delle nostre attività commerciali, di spingere a frequentare di più il nostro territorio e ad avvicinarsi ai negozi di prossimità, avvicinarsi e entrare nei negozi di prossimità per accorgersi delle ricchezze che offre il nostro territorio. Per la Camera di Commercio, Pordenone e Udine, questo è un altro momento importante di crescita. I distretti sono nati per volontà della Regione, possono fare qualcosa, questo è un problema che riguarda praticamente tutti i paesi europei, in modo particolare l'Italia che ha una forte antropizzazione commerciale, ma è indubbio che se non teniamo presente che il modello di consumo è totalmente cambiato rispetto a anni addietro, non capiamo neanche le dinamiche che stiamo vivendo all'interno dei nostri paesi, delle nostre città.